Presidente De Conto, nuova edizione di questa manifestazione primaverile, manifestazione, sottolineiamo, quest'anno baciata dal sole. Il pubblico che cosa si deve aspettare e quali attività avete messo in campo? Beh, ci sono tante attività, a cominciare da oggi che ci sono le Olimpiadi per i ragazzi organizzato dall'asilo di Follina. Domani sera abbiamo un concerto in chiesa, il primo concerto di Follina Racconta Musica. Dopo sabato intrattenimento per i ragazzi a più non posso, con i giochi in legno, giocolieri, spettacoli circensi, e la domenica c'è uno spettacolo per circo per tutti i bambini e anche adulti. Oltre a questo c'è una buona enogastronomia che vi aspetta, esempio domenica a pranzo per chi vuole può prenotare lo Spiro. C'è un augurio, un invito che vuole fare al pubblico, chi ci sta guardando? Beh, un invito è venire a vedere l'altopiano di Farò, per chi non lo conosce. C'è un parco bellissimo dove stare in compagnia, stare insieme, fuori da tutti i pericoli.